Le Terme di Bibbione, un'avventura partita nel 1996 e siamo qui oggi per celebrarne i 20 anni. Siamo in compagnia di Franco Anastasia, che è il presidente di Bibbione Terme SPA. Quali sono stati gli elementi che hanno fatto vincere le Terme di Bibbione secondo lei? Beh, sicuramente la presenza delle terme, diciamo, in abbinamento al mare, per cui Bibbione, che già era luogo di vacanza ma di tipo esclusivamente balneare, ha potuto aggiungere nella sua offerta turistica anche quella delle terme e quindi le due cose hanno creato sinergia una con l'altra. Il turismo termale ha attratto quello balneare ha attratto quello termale, insomma. All'inizio non è stato tutto semplice, lei diceva. Beh, all'inizio non è stato tutto semplice perché c'erano difficoltà di vario ordine, innanzitutto di ordine burocratico per ottenere autorizzazioni, permessi eccetera, poi anche di ordine finanziario perché non era un'operazione da poco, era un'operazione che è partita con un investimento di 16 milioni che all'anno scorso sono già arrivati a 29, quindi c'era anche delle necessità importanti di ordine finanziario per poter sostenere l'iniziativa. Lei ha fatto vedere alcuni dati prima. Una slide che mi ha particolarmente colpito è stata quella che diceva che il 75% dei clienti tornano alle terme. Sì, noi abbiamo un ritorno del 75% di clienti e quindi questo almeno ci lascia ben sperare, vuol dire che i clienti sono soddisfatti, la customer satisfaction diciamo è buona perché teniamo presente che essendo anche molti clienti di una certa età, alcuni non ritornano per questioni proprio che non ci sono più, insomma, oppure hanno problemi di salute, problemi a muoversi, esatto. Quindi buono, diciamo, la soddisfazione dei clienti ci fa ben sperare anche per il futuro. Ecco, clienti che abbiamo visto vengono soprattutto dal Friuli Venezia Giulia, ma molti naturalmente anche dal Veneto. Il grande salto però delle terme forse è stato fatto anche grazie all'area wellness. Beh, sicuramente le terme che hanno attraversato e stanno tuttora attraversando a livello nazionale una crisi profonda perché appunto sono cambiati gli stili di vita, oggi la gente non è più rivolta al turismo, al termalismo tradizionale di tipo terapeutico, ma è più rivolta invece al termalismo del benessere. Noi già da anni abbiamo abbinato quindi alle cure anche un'importante area dedicata al benessere con piscine, saune, beauty farm. Le terme non si possono delocalizzare, Presidente, ma qui in Italia fare impresa oggi è un po' da eroi, vogliamo dire così, tra i costi energetici che sono del 30% in più rispetto al resto d'Europa, la burocrazia, insomma, Sì, quali sono le sfide del futuro? Questo purtroppo diciamo, fa parte delle criticità di sistema, non solo per noi, un po' per tutte le imprese che operano. Ed è sperabile che la crisi che abbiamo attraversato, che è tuttora in atto, si vedono solo timidi segnali di ripresa, serva anche a smuovere un qualcosa, a far sì che anche noi insomma, diventiamo a tutti i livelli più veloci perché il mondo corre veloce e quindi anche la burocrazia, anche la politica devono accelerare i loro tempi. Ringraziamo Franco Anastasia e diamo il benvenuto a Fabiano Barbisan, consigliere regionale e membro della Quinta Commissione Sanità. Il Presidente Anastasia chiede maggiore attenzione nei confronti del settore turistico che, insomma, ricordiamo, fa del Veneto la prima regione turistica in Italia. Sì, il Presidente Anastasia ha perfettamente ragione perché appunto chiede in sostanza dei dati che la Regione può averli, andranno messi adesso vicino trovando le varie notizie e appunto sarà una fonte molto interessante e importante per tutti gli operatori turistici della Regione. Cioè, ricordiamo che qua le terme appunto hanno fatto cambiare proprio la visione turistica, economica del territorio, perché assieme ad Abano Terme, come ho ricordato appunto nel mio intervento, sono i due centri termali più importanti del Veneto.
Questo qua ha fatto cambiare le caratteristiche del territorio, dove era una spiaggia, un litorale, spiaggia estivo, un paio di mesi d'estate, e adesso qua si viene tutto l'anno. E c'è da implementare questo, diciamo, aspetto capendo anche da dove arrivano i turisti. Ringraziamo Fabiano Barbisan e diamo il benvenuto a Vanni Basso, che è amministratore delegato di Bibbione Terme SPA, uno degli imprenditori insieme al fratello Franco che ha creduto per primo in questa struttura che compie oggi 20 anni. Sì, questa struttura compie 20 anni, è una struttura che è servita a rilanciare Bibbione perché oltre al fatto di creare presenze turistiche nei periodi, diciamo, quando ne abbiamo più bisogno, e cioè prima e dopo dell'alta stagione, nei mesi primaverili e autunnali, è servita però anche come indotto perché attorno allo stabilimento termale sono nate anche delle strutture alberghiere nuove, vedi il Savoy dove siamo adesso, l'Holiday che è un appart-hotel a fianco, ma anche degli appartamenti riscaldati aperti tutto l'anno, e questo ha creato un indotto nell'imprenditoria del ricettivo anche a rinnovarsi e a creare anche loro, diciamo, strutture rinnovate da offrire ai turisti. Ecco, nella squadra faceva parte anche il compianto Umberto Anzolini che qui oggi avete voluto ricordare. Sì, Umberto per noi è stata una persona importantissima, un collaboratore eccezionale che io ho scoperto perché non lo conoscevo ancora quando era assessore all'urbanistica del nostro comune e che ha percorso con noi tutto l'iter burocratico, diciamo, del piano di lottizzazione per portare a compimento questa area termale e una volta che aveva finito, diciamo, il suo mandato in comune, sono stato proprio io che gli ho chiesto di valutare se poteva venire a lavorare con noi ed è stata, io dicevo sempre, una grande conquista perché Umberto, anche se di Terme non era informato, però aveva la mente imprenditoriale giusta e si informava, vedeva, andava a imparare e comunque una volontà di ferro perché Umberto era in azienda tutti i giorni della settimana, dal mattino alla sera, non si risparmiava proprio. Bilanci in ordine, quelli delle terme, e ricordiamo che le terme di Bibbione non hanno contributi pubblici, quindi insomma poi di questi tempi non deve essere certamente una sfida semplice, anche perché i dati dicono che dal 2009 al 2015 le presenze di turisti sono calate circa del 10%, se non ho capito male. Ecco, che cosa bisogna fare per rilanciare il comparto turistico di questa zona? Ma le terme sono servite a rilanciare Bibbione dopo gli anni 88-89 della mucilagine in mare. Siamo ripartiti appunto con questo grande progetto che ha aiutato a far ripartire Bibbione e per 10-15 anni diciamo che è stato ha trainato, diciamo, l'imprenditoria di Bibbione per far crescere le presenze turistiche, per far crescere proprio il fatturato a Bibbione. Oggi sono passati 15 anni e nel turismo bisogna sempre avere novità, no? Non ci si può adagiare e pertanto ritengo che bisogna avere altri progetti e li stiamo mettendo proprio in atto. Da una ricerca fatta con la nostra fondazione, il Think Tank Nord-Est, con il compianto Giuseppe Bortolussi, che è stato il promotore di questa fondazione, abbiamo fatto uno studio proprio sulle presenze turistiche del nostro territorio dell'Alto Adriatico e abbiamo capito che circa un 20% dei turisti si muovono proprio per frequentare le località minori. Pertanto si muovono per le località minori, per la storia, la cultura, l'enogastronomia e il paesaggio. Bibbione ha la fortuna di essere un'isola dove a sud abbiamo il mare, a nord abbiamo le lagune.
E per questo che io dico, giriamo le spalle al mare e guardiamo a nord. E praticamente, oltre a scoprire tutto il paesaggio, le lagune che i turisti non vedono perché arrivano in spiaggia e non capiscono in che luogo meraviglioso siamo, e pertanto dobbiamo farglielo scoprire, e dobbiamo fargli scoprire anche l'entroterra, perché questo vale un 20% del turismo nazionale, e a noi manca questa fetta di turismo che ci porta allora ad arrivare ancora ai 6 milioni di presenze. Che poi entroterra immagino significa anche enogastronomia. Significa visitare Concordia Sagittaria, Portogruaro, tutte quelle località che sono, compreso il Friuli, con alle spalle di Grado, Palmanova, eccetera, dove abbiamo Aquileia, non mi veniva, abbiamo dei posti anche come archeologia che sono unici, perché dobbiamo ricordarci che Aquileia è la Rumma Secunda, per cui da lì i romani sono partiti a conquistare l'Europa, e i nostri turisti questo bisogna farglielo vedere e dirglielo. Ed ecco le donne delle terme di Bibbione premiate qui oggi sul palco. Il presidente Anastasia ha voluto dare un riconoscimento a chi insomma ha contribuito e ha dato il proprio appunto apporto fondamentale alle terme che oggi compiono 20 anni. Allora facciamo una carrellata veloce, nome e cognome? Brunetti Maria Lucia. Morena Secco, E poi abbiamo Mari Tidona, E poi? Cinzia Donadonibus. Katia Dreon. Allora, chi è che fa da portavoce a tutte queste donne? Ok, perfetto. Allora, che cosa ha significato, che cosa significa far parte di questa squadra, che forse è un po' anche una famiglia da 20 anni? È un'azienda famiglia, noi siamo nate con l'azienda il 1° luglio del 96 e siamo felici e orgogliosi di far parte di questa squadra. Una squadra perché noi siamo 5, però siamo in 110 circa in piena stagione, e sono 110 collaboratori con i quali noi tutti i giorni interagiamo, e siamo diventati la prima struttura termale d'Italia proprio per questo, perché noi ci crediamo nel personale prima di tutto, nella formazione. Infatti siamo attivi con l'Università di Udine, con l'Università di Padova e con le strutture ospedaliere che collaboriamo nella parte sanitaria, nella parte wellness, con il personale appunto sempre con nuove novità che apportiamo tutti gli anni, con la creazione della nuova spa e di tutta una linea benessere. Quindi a 360 gradi cerchiamo al nostro cliente di portare il benessere sia fisico che psichico. Quindi avete capito, a Bibbione non si viene solamente d'estate, ma tutto l'anno. Tutto l'anno, questa è la nostra sfida prima di tutto, perché Bibbione fino a una decina d'anni fa effettivamente chiudeva la sua stagione con i primi di settembre. Ora noi garantiamo 12 mesi all'anno benessere e comunque un sorriso tutti i giorni quando arrivano i nostri clienti. Io vi ringrazio, grazie a tutte voi, complimenti amici, qui da Bibbione è tutto e adesso andiamo a Bologna con Andrea Marcato. Grazie.